Buongiorno cari amici, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Vediamo oggi i nati dell'8 marzo e cosa ricevono questi nati dagli influssi delle costellazioni e dalla luna che le attraversa. Prima però vi invito, se ancora non l'avete fatto, ad iscrivervi al canale YouTube del Marietto Veneziano e se ancora non l'avete fatto, ad iscrivervi al mio canale YouTube. Grazie. Cosa ci possiamo aspettare per questi nati dalle costellazioni? Abbiamo due caratteristiche principali che sono il dominio mensile di Ariete, che riguarda, vale a dire, cioè la costellazione reggente per questo mese di marzo, e la stella capo Pesci. Dunque Pesci nel consorzio di Ariete. Pesci è presente una volta soltanto, pertanto questa stella capo si dice di primo fluido, proprio perché è presente una volta soltanto. Questo determina una fortuna media che però comincerà a farsi sentire maggiormente nel soggetto verso i 42-45 anni. Perciò fino a quell'età la fortuna potrà essere più o meno alternata e magari un po' ostacolata nelle imprese personali, però dall'età dei 42 in poi, 42-45 abbiamo detto, l'influsso di Giove comincerà a farsi sentire maggiormente e si alleggerirà parecchio il carico dalle spalle di questi nati che cominceranno a conoscere un periodo di crescente fortuna. Dal punto di vista del fisico, il fisico sarà resistente, forse un po' tendente ad accumulare ristagno di liquidi, però resistente. Il carattere distinto, così come vuole sia la costellazione Pesci, che dà comunque una certa classe, un certo charme, ma anche la costellazione Leone, che è subito in seconda posizione, che rende i nati molto signorili, dà un contegno quasi regale, che però può essere confuso, soprattutto visto la posizione di opposizione, può essere confusa per superbia, mentre probabilmente queste persone non lo sono affatto, conoscendole poi risulteranno molto dolci. È però pur vero che questi nati hanno la tendenza a pensare male, non hanno sempre una buona opinione delle persone, sono un pochettino prevenuti e magari anche perché hanno ricevuto qualche delusione nel tempo, però tendenzialmente preferiscono vedere prima il male e poi magari rettificare la loro visione. Per quanto riguarda il percorso di studio, comunque le professioni adatte a questi nati, eh, essendo la costellazione Pesci appartenente all'influsso di Giove e la costellazione Ariete del dominio mensile appartenente a Marte, diciamo che questi nati hanno la possibilità di scegliere fra moltissime cose e a determinare con maggior precisione quelle che possono essere le loro scelte o le loro inclinazioni da preferire saranno i caratteri di personalizzazione che sono proprio il dominatore del giorno di nascita e il dominatore dell'ora di nascita. Dunque è difficile fare una previsione di quali potranno essere i tipi di studi preferiti perché potranno spaziare fra studi di natura religiosa, filosofica, oppure di diritto o ancora storico. Diciamo che c'è un campo di azione molto ampio, pertanto appunto si dovranno valutare gli aspetti più personali per i singoli nati. C'è da dire che questi nati hanno una spiritualità incostante, è possibile che saranno mutevoli nella loro opinione o comunque nella loro fede nel tempo, probabilmente assaggeranno diverse tradizioni, diverse culture e è possibile appunto che siano o superstiziosi oppure eccessivamente religiosi o quasi estremisti. Dunque si consiglia ovviamente a questi nati
di armonizzarsi sotto l'aspetto spirituale, di mantenere alto il loro ottimismo, la loro fede, proprio perché così anche da un punto di vista delle esperienze dovrebbero trarre un miglioramento delle loro condizioni. Questo perché rivolgendo il pensiero verso l'alto ovviamente miglioreranno le vibrazioni e la loro capacità di attirare a sé. Dal punto di vista delle esperienze si segnalano alcune date e alcune età. Ad esempio, ad anni 8, che poi si ripete, essendo 12 costellazioni, i cicli di anni sono 11, dunque ad anni 8, ad anni 19, ad anni, fate voi il conto, ad anni 30 e così via, questi nati potrebbero avere o rischiare cicatrici, tagli chirurgici, oppure perdere probabilmente qualche parente e dunque purtroppo magari qualche esperienza luttuosa. Un'altra caratteristica o un'altra probabilità per questi nati è che vengano derubati 2 volte di seguito, dunque attenzione. Un'ultima cosa, purtroppo dal punto di vista delle relazioni, una componente cancro-scorpione, vale a dire una sequenza di queste 2 costellazioni, una di seguito l'altra, porteranno un carattere di incostanza negli affetti oppure tribolazioni in famiglia per questioni ereditarie oppure discussioni, incomprensioni. Detto questo, io vi rinnovo l'invito ad iscrivervi al mio canale YouTube, ad iscrivervi al canale YouTube del Marietto Veneziano. Se vorrete un approfondimento per la vostra data di nascita non avrete che da contattarmi, per il resto ci troviamo qui con le indicazioni dei nati del 9 marzo, domani sempre alla stessa ora su questo canale. A presto dalla vostra Hildegarda.